I numerosi focolai di coronavirus che stanno esplodendo in Veneto riportano l'attenzione sui migranti e sulle enclave di etnie estere che vivono all'interno di bolle spesso distaccate dalla società, dove a volte situazioni di degrado possono esporre intere comunità a rischio di infezione. Una situazione molto delicata per la quale l'onorevole della Lega Germano Racchella propone una soluzione personale molto diretta. Mi verrebbe da dire cambiare governo, perché per questo governo il problema non sono gli extracomunitari che vengono in Italia magari con i barconi o altro, ma sono gli italiani. Dobbiamo controllare gli italiani. Parole durissime arrivano dal parlamentare anche sulla gestione dell'immigrazione e dei migranti. Loro hanno il diritto di vivere serenamente anche se sono infetti, e questo non lo possiamo dire finché non gli facciamo le opportune verifiche, che circolano tranquillamente in tutto il nostro territorio. Non lo trovo assolutamente giusto, anzi è una cosa vergognosa, perché io capisco aiutare, ma quando ci va di mezzo la sanità pubblica, e non lo dico soltanto da onorevole ma soprattutto da sindaco, dobbiamo tutelarla fino alla fine. Racchella sottolinea infine come sia indispensabile tutelare la popolazione. Basti guardare anche gli sbarchi, quando c'era il Ministro dell'Interno Matteo Salvini eravamo arrivati a cifre irrisorie, ora sono quintuplicati, dunque dobbiamo stare molto attenti, ma questo non lo dico perché era bravo Salvini, ma lo dico da Veneto, lo dico da italiano, dobbiamo tutelare la nostra gente e in questo modo non lo stiamo proprio facendo.